Buongiorno, ben ritrovati. Siamo in diretta come ogni giorno per raccontarvi di questa giornata, in primo piano la cronaca, ma anche politica, sanità ed economia in questa nostra prima edizione. Ovviamente ci collegheremo con i nostri colleghi dalle varie province per parlare degli argomenti proprio del giorno. Parleremo del caso Benettone con il nostro Christian Arboit, oggi che è stato definito il giorno della verità. Poi andremo a Spresiano per un raid di furti nel territorio con cittadini che hanno deciso di organizzarsi per delle ronde. È un fenomeno, quello dei furti, di cui abbiamo davvero parlato spesso e poi insomma andremo anche nelle varie province per vedere proprio che cosa accade nelle varie zone. E una notizia che arriva da Reggio Calabria, che però coinvolge anche il Veneto ed esattamente la provincia di Rovigo, con tre giovani dai 28 ai 30 anni che sono stati arrestati dai carabinieri per lesioni personali aggravate, indebito utilizzo di strumenti di pagamento e sequestro di persona. I tre la notte del 22 maggio scorso, durante un servizio di controllo, sono stati fermati dai carabinieri. Avevano nel portabagagli dell'auto un tesserino di riconoscimento di un ordine professionale e avevano dei documenti di una persona, la richiesta proprio dei militari a chi appartenesse quel materiale. Nessuno dei tre ha saputo fornire delle spiegazioni. Poi i carabinieri hanno effettuato degli accertamenti e hanno individuato parcheggiata nei pressi dell'ex lido comunale di Reggio Calabria l'auto e le chiavi trovate ai tre fermati, e hanno soccorso un giovane che si trova all'interno della macchina in stato di shock. Ha riconosciuto subito i tre come coloro che lo avevano picchiato e derubato, e lui ha raccontato che è stato anche insultato con frasi omofobe. Lui attraverso un sito link aveva chiesto un appuntamento ad un'altra persona, invece sono arrivati questi tre che lo hanno aggredito, e gli arrestati, che sono già noti per reati contro il patrimonio e anche in materia di stupefacenti, l'11 aprile scorso erano stati denunciati proprio dall'autorità giudiziaria di Rovigo, perché in provincia proprio di Rovigo, con lo stesso modus operandi, avevano adescato un uomo. Una volta fatto accesso all'abitazione della vittima, lo avevano legato con delle fascette e poi colpito ripetutamente alla testa con il calcio di una pistola, con lo scopo di rapinarlo. Dunque tre persone che avevano colpito a Rovigo e nei giorni scorsi hanno colpito anche a Reggio Calabria sono stati denunciati. Si tratta di tre giovani dai 28 ai 30 anni. Abbiamo detto prima raid di furti a Spresiano, e vedo già pronta la nostra Francesca Bozza. Francesca, buongiorno. Buongiorno Daniele, buongiorno ai telespettatori. Vi chiederete dove siamo io e Nicoletta Rizzetto. Siamo in un'area verde, in un campo che costeggia proprio, che sta nella parte retrostante di questa zona residenziale, di questi condomini, e Nicoletta vi sta mostrando proprio l'erba calpestata, e quindi possiamo azzardare il fatto che questa possa essere stata calpestata da chi, pensate, in 10 giorni è entrato in azione per ben 6 volte qui in via Lazzaris a Spresiano. Adesso ci spostiamo tra le erbacce insieme a Nicoletta per farvi vedere questa zona residenziale, una serie di condomini molto tranquilli, dove insomma fino a poco tempo fa si viveva in pace e sereni. Eppure, come detto, in 10 giorni sono già 6, almeno 6 i colpi portati a segno, con i ladri che in un caso attraverso il tubo del gas si sono arrampicati al secondo piano, in un altro caso al primo piano, ma la cosa che più angoscia i residenti è che i ladri sono entrati in azione quando all'interno c'erano i proprietari. Un proprietario era in camera da letto, si è girato e si è trovato a tu per tu con il ladro, che poi impaurito è fuggito dal terrazzo. Quello che si chiedono è com'è possibile che si arrampichino ad altezze importanti
sospetti, ma insomma questo è quello che sta accadendo, spesso appunto in azione con i proprietari all'interno, poi i malviventi prendono paura e se ne vanno. Certo, molti si chiedono se dovessero reagire cosa potrebbe succedere. I colpi sono stati denunciati ai carabinieri, ma i cittadini non si sentono assolutamente sicuri, al punto che da questa sera partiranno delle ronde da loro organizzate. Cittadini che dai terrazzi o semplicemente portando a spasso il cane cercheranno di guardare, di segnalare in modo tempestivo movimenti sospetti. Qui in via Lazzari sono diverse le vie di questa zona di Spresiano che negli ultimi giorni sono state appunto colpite dai ladri. Io vi farei ascoltare l'intervista che insieme a Nicoletta Rizzetto abbiamo raccolto poco fa con una residente che ci racconta quanto accaduto, ma soprattutto le preoccupazioni. E poi la linea può tornare a te, Daniela. Cos'è successo? Allora, sono cominciati martedì della scorsa settimana al primo piano e a un nostro caro amico è entrato un signore sui 30 anni, diceva, magro, con il berrettino, se l'è trovato in camera. È scappato poi dal terrazzo la stessa sera, non sappiamo se sia lui o se sia qualcun altro comunque del gruppo. Sono andati nell'ultimo condominio sempre alle 10:30, 10:15 di qua, 10:30 di là. Al secondo piano si arrampicano per i tubi del gas. Il problema è che entrano con le persone presenti? Assolutamente sì, loro pensano magari che non ci sia nessuno perché magari uno è stanco e a letto presto e effettivamente entrano e poi si spaventano e vanno via. Sabato sera ne hanno fatti altri 4, domenica sera un altro, sempre al primo piano. Piano terra non hanno fatto nulla da quanto ho capito io. È una zona presa di mira, insomma? È una zona presa di mira, i carabinieri sono al corrente, c'è la stazione dei treni qui vicino e c'è moltissima gente brutta che arriva. A nessuno interessa, perché abbiamo deciso tra di noi di provare a fare una ronda alla sera, 10, 10:30, 11, però non è facile perché ci sono i campi adiacenti, quindi loro arrivano dai campi e se ne vanno dai campi. Cioè i cittadini devono arrangiarsi? Purtroppo sì, nel 2024 è una vergogna, però siamo ridotti a questo. Come si vive? Malissimo, malissimo. C'è chi ha il cane dentro casa, parlo per me, però hai moltissima paura che facciano qualcosa al cane. Poi non ti aspetti che una persona arrivi dal terrazzino, adesso comincia a diventare anche un po' il bel tempo, uno lascia magari la finestra in alta, ribalta e da lì entrano. Anche perché è vero che scappano, ma potrebbero anche avere reazioni inaspettate, un pugno potrebbe volare. Esattamente, è stato chiesto ai carabinieri cosa fare e loro ovviamente, assurdo se non ridicolo, e questo lo sottolineo, dicono non potete fare nulla. Quindi io mi ritrovo ad avere una persona in casa, chiedere vuoi un caffè e scegliti quello che ti pare. Grazie. Non siamo tutelati, assolutamente. Lo avete sentito dalle parole di questa residente, c'è paura ma anche esasperazione per queste continue incursioni da parte di malviventi che sono senza scrupoli, paura anche, dice appunto, non solo per le persone, anche per gli animali che si tengono in casa, dunque le parole insomma chiare, non ci sentiamo tutelati, d'altronde le forze dell'ordine ci sono, ma davvero è uno dei fenomeni che è difficilissimo da arginare. Ne abbiamo parlato prima, caso Benetton. Noi andiamo a Ponzano, Veneto, dove vedo già sul nostro schermo pronto Christian Arboit. Christian, oggi insomma un po' può essere definito il giorno della verità. Sì, potrebbe essere definito il giorno della verità, Daniela, perché a Villa Minelli, che vedete alle mie spalle, fra poco si riunirà il CDA di Benetton Group, l'ultimo CDA, l'ultimo consiglio d'amministrazione con Luciano Benetton presidente. Come sapete, nei giorni scorsi la tempesta perfetta, dopo un'intervista rilasciata dal patron al Corriere della Sera, pubblicata sabato mattina, un'intervista durissima dove non solo Luciano Benetton ha annunciato l'addio a Benetton Group, ma ha anche puntato il dito contro l'attuale management, parlando di un buco da 100
milioni di euro. Insomma, un'intervista fortissima che ha avuto l'effetto di uno tsunami, non solo qui a Ponzano, non solo nel Trevigiano, dove gli stabilimenti Benetton contano oltre 1100 dipendenti. Nel primo pomeriggio, a quello che ci ha dato sapere ovviamente, in Villa Minelli quindi ci sarà un rendezvous di fatto. Che cosa accadrà? Accadrà con ogni probabilità che sarà comunicato il nuovo amministratore delegato, il nuovo CEO che subentrerà all'attuale CEO di Benetton Group, Massimo Renon. Massimo Renon, che avevamo sentito nella giornata di domenica, che si trincera dietro un bellicoso no comment dicendo risponderanno i miei legali, quindi una partita che da questo punto di vista non è affatto chiusa. Da un punto di vista finanziario oggi è attesa anche una mossa da parte di Edizione. Che cos'è Edizione? Edizione è la società e la cassaforte della famiglia Benetton, che con ogni probabilità sarà chiamata ad appianare questo buco, e fonti certe che sono già emerse in qualche modo dicono che Edizione è pronta a mettere mano al portafogli per 230-260 milioni di euro, perché i 100 milioni di euro di cui parlava Benetton nell'intervista al Corriere della Sera sarebbero solo la punta dell'iceberg. Insomma, un CDA importante, storico, perché probabilmente l'ultimo CDA con Luciano Benetton, e questo non è affare da poco. Insomma, Luciano Benetton è patron della Benetton fin dalla sua nascita, quindi da 60 anni a questa parte. Ti farei sentire, e ti restituisco la linea Daniela, l'intervista fatta ieri dal nostro Lucio Zanato, che è riuscito a sondare l'umore dei dipendenti che sono chiaramente difficili da avvicinare in questi giorni, in queste ore particolarmente convulse. Ti posso solo dire che parlando con diversi sindacalisti, insomma, ci sono delle riunioni d'urgenza. Dopo le parole di Luciano Benetton sono state chiaramente convocate delle riunioni d'urgenza, e chiaramente la preoccupazione è palpabile. Quindi con il servizio di Lucio Zanato ti restituisco la linea da Ponzano con Simone Merlo. Sei una dipendente? Sì, una dipendente. E come state vivendo voi questo momento? Oddio, è una mazzata, come si può ben capire. Cioè un po', non lo saprei proprio descrivere, sinceramente, perché ognuno di noi ha la propria sensazione, per cui mi dispiace tanto. Non è stato facile raccogliere davanti alla telecamera una testimonianza interna alla Benetton. Tutti cortesi, ma nessun commento ufficiale su quanto sta accadendo allo storico marchio di abbigliamento. Ma al di là del dispiacere, quasi tutti ci hanno invece confermato come la situazione interna si sia complicata da tempo, con numeri di personale costantemente in calo, dagli oltre 2000 degli anni d'oro ai poco più di 1000 odierni, e l'iniezione occasionale di interinali generici, oppure la sostituzione di operai esperti ma per anzianità e scatti retributivi più costosi, con nuove leve certamente più convenienti ma meno preparate. E nel tempo i risultati negativi sono arrivati, come ad esempio per le commesse ritornate in azienda per difetti sui capi causati da confezionamenti poco accurati. Situazioni segnalate alla dirigenza sia dalle maestranze che dai sindacati, ma che di fatto sarebbero sempre state ignorate. Distanza tra plancia di comando e reparti è aumentata da quando Massimo Renon ha iniziato a sostituire i dirigenti a tutti i livelli con quella che ha sempre definito la sua squadra. Uomini però non sempre all'altezza dei compiti affidati, come per il confronto con la forza lavoro avviato senza essere nemmeno a conoscenza del contratto nazionale sui tessili, e però con atteggiamenti che più di qualcuno ha definito arroganti, che avrebbero portato chi poteva a lasciare l'azienda per altre realtà, magari con una remunerazione più bassa ma un ambiente più coinvolgente. Ed è proprio questo termine che forse ha innescato la reazione di Luciano Benetton: percepire che uno dei primi obiettivi della nuova dirigenza per tagliare i costi fosse smantellare quella che ha sempre pensato e progettato come azienda famiglia. E dipendente, cosa vuol dire Luciano Benetton? Che fino adesso ha dato tanto, e siamo contenti di averlo avuto come proprietario titolare.
Mi dispiace tantissimo. Non speri che rimanga? Io spero che rimanga, ma tanto. Mi dispiace tantissimo. Noi ovviamente continueremo a seguire questa vicenda anche nel corso dei nostri telegiornali di questa sera ed ovviamente torneremo a chiedere la linea a Christian Arboi qualora ci fossero delle novità in questo senso. Ora però torniamo a parlare di cronaca perché dopo l'alluvione ci sono stati degli sciacalli in azione e il sindaco che è intervenuto è stato minacciato, ce lo racconta da Monte di Malo il nostro Daniele Garbin. Daniele, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a te ai telespettatori. Confermo, sì, con me proprio il protagonista in negativo, comunque Mosè Squarzon, il sindaco di Monte di Malo. Sì, buongiorno a tutti. Ecco, allora in qualche modo avevi già anticipato, con il maltempo tra l'altro in questo momento anche preoccupa il cielo e si annunciano delle piogge magari non come i giorni scorsi, però anche come la situazione, facciamo l'aggiornamento in tempo reale su questo. Beh, diciamo che siamo un po' preoccupati della situazione meteo in quanto il terreno è già abbondantemente praticamente bagnato, non riesce più a ricevere ulteriore acqua. Abbiamo notato anche questa mattina dopo le piogge forti della mattinata, verso le 5 mi sono fatto un giro sul territorio e già c'erano delle tracimazioni. Dunque le previsioni che ci saranno per i prossimi giorni ci mettono un po' in allarme, speriamo diciamo così che siano errate, altrimenti potremo avere ulteriori dissesti nel nostro territorio. Ecco, comunque noi Daniela siamo qui in questo posto preciso perché ieri mattina alle 6 il sindaco è proprio venuto qui, proprio in questo punto dove era stato allertato proprio da questa parte a ridosso di questi cassoni che servivano per l'azienda che c'è alle nostre spalle, che aveva depositato il materiale che era stato danneggiato dall'acqua e dal fango, proprio perché la presenza di sciacalli, persone che approfittano del momenti di disagio e difficoltà per rubare, approfittare, raccogliere cose non loro, il sindaco aveva ricevuto una segnalazione, aveva avvertito anche la polizia locale, però ci sarebbe avuto del tempo, invece il sindaco non ci ha pensato due volte e proprio per essere a fianco dei cittadini è venuto sul posto, li ha affrontati personalmente. Cosa è successo, com'è andata? Beh, diciamo che questi soggetti è già dal 17 di maggio che si sono calati nel nostro territorio per venire a far commettere degli atti che io ritengo siano fuori dalle norme. Abbiamo una popolazione che oramai è prostrata dal fatto che ha subito un'inondazione, ha perso quasi tutto nelle proprie case e deve subire anche questi attacchi da parte di questi predoni. Io non ci ho pensato due volte, sono stato avvisato appunto da un cittadino che mi aveva informato di questa presenza e in 7-8 minuti mi sono recato sul posto. Non è che ho fatto chiazzate, ho chiesto solo i documenti a queste persone per poterli identificare e dimostrare il fatto che non erano qui per la prima volta. Ho cercato di allontanarli, a quel punto hanno iniziato a minacciarmi, a dirmi che me l'avrebbero fatta pagare, addirittura con un oggetto, una specie di motosega che avevo in mano, uno seppur coperta da una base in plastica, e francamente non sono stati 5 minuti belli, insomma, in quanto mi hanno fotografato la macchina, mi hanno detto che sapevano dove trovarmi, con minacce di vario tipo anche rivolte anche alla mia famiglia. Ecco, mi auguro che siano solo, diciamo così, minacce. Ho già provveduto a sporgere denunce ai carabinieri e nel pomeriggio di ieri anche a fare i riconoscimenti presso la caserma di Malo. Ecco, proprio su questo, diciamo, per aggiornare ad oggi la notizia è che comunque sono già riconosciuti alcuni di questi elementi che erano già noti ai carabinieri e altri ne farà poi nel corso della giornata. Cosa si augura succeda una volta, insomma, identificati i soggetti che l'hanno minacciata? Beh, intanto non sono rimasto sorpreso praticamente dalle segnalazioni che già avevano avuto in passato e che mi riferiscono anche ad aver avuto in altre zone. Francamente mi auguro che ci siano dei provvedimenti da parte delle autorità competenti che li spediscano in altre parti e che gli vietino le permanenze nei nostri territori, perché questi sono soggetti negativi, sono dei predoni, sono dei parassiti che noi non possiamo mantenere nei nostri territori. Ecco, questi comportamenti, abbiamo anche il titolare dell'azienda qui a fianco che insomma aveva le sue grosse difficoltà, grazie al sindaco intanto. Roberto Ada, l'imprenditore che era alle mie spalle, ecco, come commenta, aveva già visto movimenti strani. Beh, era già successo, però come dice il sindaco sono tornati perché vedono che c'è la possibilità di fare qualcosa, telecamere o non telecamere, questi chiuso a livello cantiere eccetera, però sappiamo che il rispetto di questa gente, do solidarietà al sindaco che lui è intervenuto e quello che dopo ci deve anche essere intimidito così, diciamo che
qualcuno dovrebbe fare un po' di più, ecco, con questa gentaglia, perché veramente in situazioni del genere dover subire il fatto psicologico forse è ancora peggio che quello materiale di queste persone che ti intimidiscono, eccetera. Perciò solidarietà al sindaco, e noi danno ormai non è, li ha trovati dentro, mi sembra, il sindaco dentro, che andavano avanti e indietro qua sul piazzale, e, guarda, ci sono anche telecamere, però non gli frega niente, dai. Intanto bocca al lupo e speriamo buon lavoro che deve proseguire intanto. Grazie a voi. Ecco, grazie a voi. Daniela, questo al momento la situazione qui da Monte di Malo. Se non hai domande restituiscola lì nello studio. Grazie davvero a Daniele Garbin e a Simone Squarcino. Ovviamente se ci saranno ulteriori novità su questa vicenda davvero allucinante, ci chiederai la linea e noi riusciremo insomma a parlare ancora di questo argomento dopo l'alluvione, anche i danni dei sciacalli che vanno a rubare all'interno delle aziende, insomma in una regione come questa, dove probabilmente non si era mai vista una cosa del genere, e il sindaco minacciato. Avete sentito anche Sporto denuncia, quindi sentiremo ovviamente che cosa accadrà, sentiremo se verranno identificate queste persone. C'è stato anche un riconoscimento, quindi insomma nel corso dei nostri telegiornali avremo ulteriori notizie. La cronaca ci porta però a Padova, perché è stato identificato il vandala che ha agito a Piove di Sacco e a Brugine, danneggiando e derubando decine e decine di auto. È un 25enne già noto alle forze dell'ordine il vandalo che ha danneggiato e razziato una quarantina di auto tra Piove di Sacco e Brugine. Dopo una breve indagine, grazie soprattutto alle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri di Piove di Sacco hanno identificato e denunciato il giovane per furto aggravato e danneggiamento. Sarebbero opera sua i 2 raid vandalici avvenuti nella notte dello scorso 11 e 19 maggio. In questi 2 episodi sono state danneggiate oltre 30 autovetture nel centro di Piove di Sacco e altre 15 nel successivo fine settimana. A Brugine, dall'interno di alcune autovetture sono stati rubati anche oggetti personali. Nel corso delle perquisizioni a casa del 25enne sono stati rinvenuti occhiali da sole, portachiavi ed una bicicletta rubati durante le scorribande notturne, oltre a vari arnesi da scasso. Tutta l'area furtiva verrà quanto prima riconsegnata ai legittimi proprietari. Ad 8 anni dalla rapina, il bandito è stato incastrato dal DNA del morso ed è stato anche condannato. Nel luglio del 2016 aveva commesso una rapina, era entrato in un negozio di Padova per rubare, ma vistosi scoperto aveva ingaggiato una colluttazione con il proprietario e c'era stato un morso che aveva provocato una perdita di sangue. A distanza di 8 anni il responsabile è stato condannato grazie al DNA che aveva lasciato dopo essere stato morso dal negoziante. Si tratta di un 57enne messinese fino a qualche anno fa residente a Padova che è stato condannato così ad 1 anno e 8 mesi con rito abbreviato. Nel 2022, grazie alle analisi effettuate dai carabinieri del RIS di Parma, si era arrivati all'identificazione dell'uomo che poi aveva portato al processo. L'uomo si trova attualmente in una comunità di recupero per tossicodipendenti. Ed ora andiamo a Vicenza, controlli congiunti delle forze dell'ordine in città. Vediamo com'è andata quindi il bilancio dei controlli nelle aree calde che si sono concentrate in zona Campomarzo e Quadrilatero. Controlli congiunti nelle zone calde della città, di questura, carabinieri e polizia locale, in cui ieri sono state controllate 71 persone, di cui 11 stranieri e 7 con precedenti. Nel corso dell'attività di monitoraggio, in corso Santi Felice Fortunato, gli operatori della Polizia di Stato hanno controllato un'auto il cui conducente era privo della patente di guida. L'uomo è stato sanzionato e l'autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo. Gli agenti sono inoltre intervenuti in un supermercato di Viale San Lazzaro, ove era stata segnalata la presenza di un uomo che si era impossessato di alcune bottiglie di alcolici, restituendole al proprietario che lo aveva scoperto. Il responsabile è stato rintracciato dai poliziotti a poca distanza e accompagnato in questura per il fotosegnalamento. Per l'uomo è scattato il foglio di via obbligatorio dal Comune di Vicenza per 3 anni. 5 patenti ritirate nel fine settimana dai carabinieri della Marca per guida in stato di ebbrezza a Villorba. In seguito è denunciato un automobilista che non si era fermato all'alta.
Al volante di un'auto che gli avevano prestato non si è fermato all'ALT dei carabinieri. In seguito si è scoperto che guidava con un tasso di alcol nel sangue pari a 1. Un 48enne del Trevigiano è finito nei guai venerdì sera a Villorba. Percorrendo la Pontebana si è imbattuto in una pattuglia che gli ha intimato di fermarsi. Temendo forse l'esito dell'alcol test, il conducente si è dato a una pericolosa fuga, venendo infine bloccato all'altezza di via Alighieri a Spresiano. Per lui sono scattate le denunce per resistenza a pubblico ufficiale e guida sotto l'effetto dell'alcol, con conseguente ritiro della patente. Il 48enne non è stato l'unico automobilista sorpreso al volante dopo aver bevuto. Denunciati nella Castellana con valori di alcol nel sangue piuttosto elevati anche un 29enne e un 35enne. Patente ritirata pur con tassi alcolimetrici minori anche a un 25enne e a un 43enne. Ed ora andiamo subito a Venezia perché c'è sciopero del personale all'aeroporto, quindi ovviamente voli cancellati e caos. La vediamo già sullo schermo la nostra Anna Maria Parisi. Anna Maria, te la linea, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, eccoci in diretta dallo scalo aeroportuale Marco Polo di Tessera, come dicevi tu, con le immagini di Sandro Ponche. Qui è il caos per lo sciopero di 24 ore indetto dalla mezzanotte di ieri sera del personale della FLY, di tutto il personale della sicurezza, per questioni economiche, per turni di lavoro massacranti, dicono, e per esigenze sanitarie che non vengono rispettate. Con me subito qui in diretta Vincenzo Nuzzolese, segretario regionale della FLY. Perché scioperate innanzitutto, brevemente? Allora, oggi scioperiamo insieme al comparto della sicurezza e dell'handling sotto la bandiera della FLY perché vogliamo aprire un tavolo di trattative con le nostre aziende che invece si ostinano a non voler parlare con il sindacato con più numeri di adesioni qui in queste aziende. Ecco, tre fondamentalmente le ragioni per cui scioperate: questione ferie, buoni pasto insufficienti, che hanno una copertura insufficiente per quanto vi riguarda, e anche con il buono pasto la questione che non sapete dove consumare anche nel momento in cui avete la pausa. Cosa succede? Sì, questi sono stati i motivi per cui noi abbiamo intrapreso questa azione che poi si è conclusa negativamente in sede prefettizia. In realtà i problemi sono tantissimi, noi vogliamo cominciare a cercare di risolverli uno alla volta perché negli anni si sono accumulati. I problemi che abbiamo esposto adesso sono quello di un buono pasto che non riesce più a sostenere l'acquisto di un pasto adeguato per il lavoratore, un luogo dove poter consumare tranquillamente con orari certi questi pasti, e in più abbiamo il discorso delle ferie che oltre all'abolizione di alcuni periodi che sono come dire, poco congeniali con la vita dei lavoratori, ma abbiamo chiesto anche di smaltire le numerose ferie perché abbiamo lavoratori con centinaia e centinaia di ore di ferie arretrate. E non gli vengono corrisposte queste ferie? Non vengono neanche pagate? No, assolutamente no, le ferie non sono un diritto, sono un sistema premiante per gli amici degli manager, e quindi puntualmente io ho lamentele di associati che ci dicono che mi sono state rifiutate ogni volta le ferie che vengono proposte. Quindi... E poi c'è un'altra questione molto importante che riguardano le denunce che avete fatto come FLY allo Spisal, ovvero la perdita del gas di scarico all'interno dei bus navetta, quelli per intenderci Daniela, che dal gate portano i passeggeri verso l'aereo, cioè è pericolosissimo. Certamente, noi mediamente una volta a settimana siamo costretti a denunciare tutte le cose che non vanno. Le due denunce fatte allo Spisal riguardano in ultima questa degli autobus che non sono idonei, molti degli autobus non sono idonei alla guida, quindi non sono idonei alla conduzione da parte del lavoratore che conduce l'autobus, e abbiamo fatto anche un'altra denuncia per quanto riguarda la situazione della pulizia degli spogliatoi e della pulizia docce dove i lavoratori devono lavarsi. Muffa, c'è presente muffa, batteri, c'è di tutto. Tra l'altro le pulizie vengono effettuate da personale che si occupa della pulizia dei aeromobili, quindi non ha niente a che fare con una vera impresa di pulizia. Tra l'altro noi abbiamo sollecitato lo Spisal e successivamente sicuramente ricorreremo alla Procura della Repubblica se non avremo risposte in merito. Quindi ci sarà questo esposto alla Procura della Repubblica? Assolutamente sì, già è preparato, stiamo soltanto aspettando i tempi per inviarlo. Quando? Credo che già dalla settimana prossima.
Poi ci risentiremo. Grazie Vincenzo Nuzzolese. Cambio della guardia, Daniela, con Mina Parisotto di Sicuritalia SPA. Buongiorno Mina. Per quanto attiene invece al personale della sicurezza. Quanti siete rispetto ai passeggeri facendo un censimento a spanna? A spanna la proporzione è molto bassa, per cui 1 a 100, visto la mole di passeggeri che continuano a crescere. Un personale della sicurezza per ogni 100 passeggeri? Sì, perché purtroppo c'è stato un esodo dei lavoratori per quanto riguarda il comparto della sicurezza, perché effettivamente gli stipendi non sono adeguati e le persone che riescono a trovare qualcos'altro escono dalla sicurezza. Ecco, diceva, scusi se la interrompo, stipendi non adeguati anche rispetto ai turni di lavoro, metteva in evidenza anche più di un lavoratore. Le turnazioni sono molto pesanti, il primo turno inizia alla mezzanotte, per cui vuol dire non dormire praticamente, si possono fare anche 5 mattine consecutive, il che vuol dire che arrivi alla quinta che si è devastati. Oltretutto esistono lavoratori di serie A, serie B e serie C con le nuove contrattazioni che sono state cambiate, perché purtroppo con la fusione il contratto integrativo è stato portato ad individuale solo ed esclusivamente per chi era in forza al 7 di febbraio e ci si ritrova con stagionali che purtroppo non arrivano neanche a 1.000 euro di stipendio. Quindi alcuni hanno avuto i benefici con i premi e delle indennità, altri, quelli che sono stati assunti dopo il 7 febbraio no? No. Esatto, e questi si ritrovano appunto a non poter arrivare a fine mese. Ecco, ti interrompo Mina, prego, perché abbiamo una di queste persone che rientra in tutto questo calderone. Come ti chiami? Io mi chiamo Orlando Alessia e appunto lavoro per Sicuritalia. Ecco, quali sono i tuoi turni di lavoro? Su 7 giorni su 8? 6 giorni e 2 di riposo, che però a volte anche quelli di riposo vengono a mancare. E quando ti alzi al mattino, fai tutte le mattine, spiegaci un attimo la tua settimana com'è? Sì, allora a volte inizia con un intermedio per poi arrivare al mattino, però c'è stato più di una volta che abbiamo proprio iniziato la settimana dal mattino presto, quindi partiamo dalle 2:30, facendo anche la notte a volte, a arrivare comunque per tutti e 6 giorni a fare 3, 3:30, 4. Per tutti i 6 giorni, chiesto anche un mancato riposo e anche il mancato riposo fatto sempre la mattina. Quindi non hai lo stacco delle previste 11 ore? Quello sì, le previste 11 ore spesso sì, però il problema resta comunque che per svegliarsi 7 giorni alle 3 del mattino, anche all'1:30 non è proprio la cosa migliore, è molto regolante, anche per noi comunque giovani. Lo stipendio? Lo stipendio è comunque sempre molto basso, cioè sinceramente... Posso chiederti quant'è? Oddio, verso i 1.400 di media. Beh certo, con l'impegno e la mole che vi richiedono di lavoro è abbastanza... basso, sì. Ti ringrazio, grazie anche a Mina Parisotto e a tutti i lavoratori che sono in presidio e continueranno con il presidio, vero? Sì, continueremo fino adesso si staccherà e ricominceremo alle 15:30 fino alle 18 di questa sera per supportare coloro che comunque, essendo stati comandati, sono comunque al lavoro per il rispetto di tutti i passeggeri. Comunque sono stati comandati tanti lavoratori, più di quelli che erano necessari, e questo verrà portato alla commissione di garanzia, perché noi rispettiamo le aziende devono imparare a rispettare anche i lavoratori e soprattutto quello che dice la legge. Ecco, e con questo incipit di Mina Parisotto è tutto. Dal Marco Polo di Tessera ti restituisco la linea, Daniela. Grazie davvero Anna Maria Parisi, noi ci fermiamo e qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio con questa nostra prima edizione. Ora parliamo di un film che approderà nella Marca. La regista è una regista veneta che conosciamo, Cecilia Zoppelletto, la vedo sullo schermo, buongiorno. Buongiorno. Collega, ha lavorato anche qui con noi ad Antenna 3 e adesso insomma regista. Prima di iniziare a parlare del film vediamo il trailer insieme e poi insomma ce lo spiegherà proprio lei, la regista. Grazie.
cominciò ad avere rapporti con tutti i migranti del mondo. Fin da piccolo viveva in mezzo alle persone, a persone che avevano un sogno. Giannini divideva i proventi della banca. Pensate cosa sarebbe successo se nessuno avesse creduto in noi. Giannini è stato tra i primi a credere nella magia del cinema. E lui cercò di realizzare il suo sogno e il sogno di tutti. Dunque Cecilia, un film, l'abbiamo detto in apertura, che approderà nella Marca. Intanto ci dici dove e quando soprattutto? Sì, grazie. Allora, arriviamo in Veneto, nella Marca, l'8 a Montebelluna e poi il 12 a Treviso al Cinema Edera. È una grandissima emozione per me perché, come hai detto prima, siamo state colleghe. Io ho lavorato qualche anno ad Antenna, quindi per me ritornare nel Trevigiano è importantissimo, sono molto felice. Insomma, hai fatto una carriera regista, ci parli di questo film? Assolutamente, questo è il mio secondo film lungometraggio documentario. Questo film è nato durante il periodo del Covid come idea e come sviluppo. Parla della storia di Antonio Peter Giannini, un italiano americano arrivato. I genitori sono arrivati in America e dopo 2 giorni sbarcati in California è nato lui, un uomo, un immigrato come tanti, un bambino che però ha una vita davanti che cambierà la vita anche di tanti altri immigrati. Lui si diede all'agricoltura all'inizio e poi al sistema finanziario, rivoluzionandolo, pensando di poter cambiare la vita degli altri, con un'intuizione semplicissima. Le banche non devono essere lì per prestare soldi a chi ce li ha già, le banche devono dare soldi a chi non ce li ha. È una cosa che ci sembra abbastanza ovvia adesso, ma nel 1904, perché siamo quest'anno a 120 anni da questa storia, era una cosa unica, nuova. Senti, sei insomma venuta qui da noi, abbiamo lavorato anche insieme. Che cosa vuol dire invece realizzare un documentario, un film di questo genere dalla parte della regia, come regista? Allora, è stata una cosa molto complessa sotto tanti punti di vista. Allora, è una coregia perché la storia l'avevo scoperta nel periodo Covid, l'abbiamo sviluppata in quel periodo e poi siamo andati a girare finalmente con la regista Valentina Signorelli nel 2022. Siamo andati in California per girare il film. È stato complesso per una questione organizzativa soprattutto, poi abbiamo girato anche in Liguria, come mostrate, una delle location dove siamo andati a girare. È stato complesso dal punto di vista organizzativo perché era tutto via Zoom per tanti mesi, quindi proprio organizzare, partire con fonico, camera, assistenti di produzione, insomma eravamo una bella equipe. Per organizzare un viaggio così era complesso, soprattutto per trovare le persone con cui parlare, visto che era difficile proprio dal punto di vista di relazione, ma poi il lavoro insomma di documentario è quello che ho imparato ad Antenna con voi, quindi saluto tutti e gli amici di regia che mi hanno veramente formata. Ecco. Un film, abbiamo detto, approderà nella Marca, ma non solo, perché è un film che girerà il mondo. Allora, il film ha avuto un periodo di programmazione in ottobre dell'anno scorso durante l'Italian Heritage Month, che è un mese molto importante in America,
per la storia italo-americana, c'è proprio un mese dedicato alle storie italo-americane. Abbiamo fatto il giro dell'America con il film, che è andato molto bene, e adesso in Italia. In Italia partiamo da Roma il 6, 7, 8 giugno e poi veniamo in Veneto. Ci sono altre date e quindi facciamo tutto giugno, poi vacanze estive e riprendiamo a settembre con un altro tour. Però se volete seguire la coproduzione italo-inglese, i colleghi di Daytona, si può seguire su Instagram per vedere altre date, ma quelle da non dimenticare per il trevigiano sono l'8 a Montebelluna e il 12 a Treviso al Cinema Edera. Questo è stato un secondo film, ma siamo sicure, insomma, che non ti fermerai a questo. No, ormai. Hai già qualche idea? Sì, adesso mi occupo di un cortometraggio documentario appena torno in Congo. Io, per quelli che si ricordano, sono partita, sono andata a vivere in Congo, quindi un documentario lì che girerò alla fine di giugno. E poi sono in scrittura in questo momento per un musical, però è top secret, magari con una parte speciale per te, Daniela. Beh, no, dobbiamo, sì, sicuramente questo. No, noi insomma, quando tu avrai queste novità avremo piacere di saperle, insomma, anche perché una regista che è nata, lo diciamo, a Padova e quindi è proprio, insomma, veneta, nostrana, che è arrivata a fare dei film che girano il mondo, insomma, ed è bello anche vederlo, saperlo. Invitiamo i cittadini ad andare a vedere in queste due date il film, che è davvero molto bello, l'abbiamo visto in anteprima. E quindi altre novità nella tua vita, insomma, questa proprio voglia, questo sogno di fare la regista che è il tuo sogno, che sei riuscita a trasformare in realtà. Sì, no, è veramente un sogno. Per chi si ricorda, nel backstage, nelle regie di Antenna, ne parlavo tantissimo. Io ero con Antenna nel 2008, dal 2008 al 2011, quindi un periodo bellissimo, come ho detto, molto formativo per me. E dicevo sempre: un giorno farò i miei film, un giorno, e questo giorno mi piace, è molto emozionante per me poterlo dire, si sta avverando. Quindi cinema indipendente al momento, documentari, a cui tengo tantissimo, e questo particolarmente perché è una storia molto bella, di qualcuno, perché forse molte persone non lo sanno, ma questo signore non solo ha inventato la prima banca etica, ma è alla base di Hollywood, perché è stato lui a dare i prestiti a Chaplin, a Frank Capra, a Walt Disney per fare i loro primi film. Walt Disney, Biancaneve è stato finanziato completamente da Giannini, e Biancaneve è stato il primo lungometraggio di animation, quindi ha rivoluzionato l'industria, ha creduto nell'industria, una storia che non si ferma lì. Non voglio dire tutte le cose, tutte le tappe della vita di Giannini, perché spero che le scoprirete al cinema, però è stato anche importante per il dopoguerra in Italia con il piano Marshall. Quindi quello che mi ha attratto di più da questa storia è scoprire come una persona ha una visione per il mondo, una visione per migliorare il mondo tramite i servizi bancari, che è stato importante soprattutto quando ho scoperto la storia durante il periodo Covid, dove c'era la paura verso il futuro, e invece lui ha saputo gestirla con una grande visione di empatia e umanità verso gli altri. Cecilia, noi prima di chiudere ricordiamo le due date importanti: Montebelluna e Treviso. Montebelluna l'8 giugno, Treviso il 12 giugno. Se volete seguire Instagram Daytona, e il 12 giugno, mi raccomando, Cinema Edera. Grazie davvero Cecilia, grazie. Noi speriamo di averti qua magari di persona per raccontarci questa tua insomma bellissima carriera, e insomma e ci hai fatto capire che i sogni si possono trasformare in realtà. Grazie davvero Cecilia. Grazie. Noi ora andiamo, grazie Cecilia, noi andiamo a Padova, la città proprio di Cecilia, perché oggi c'è stato il test di medicina, il via proprio la prima
selezione. E vedo già sullo schermo la nostra Valentina Visentin. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno dall'Università di Padova. Oggi prima sessione del test per l'accesso programmato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova. I numeri come sempre sono alti, perché pensate, per questa prima selezione ce ne sarà un'altra anche a luglio, quindi una nuova sessione. Per questa di oggi sono presentati oltre 3.000 studenti per poco più di 500 posti che devono essere appunto anche suddivisi con la sessione di luglio. Qui con me c'è il prorettore alla didattica dell'Università di Padova, il professor Marco Ferrante, e questi test ancora una volta confermano la necessità di una programmazione, soprattutto per una facoltà come quella di medicina, che è tra le più richieste. Sì, assolutamente, le richieste sono in linea con gli anni scorsi. Abbiamo più di 3.000 studenti oggi che fanno il test qui a Padova per 564 posti, come era stato detto, studenti super motivati e corso di studio, quello di medicina e chirurgia, ma anche di odontoiatria, che necessitano una programmazione per essere svolti in qualità e con degli standard europei. Si parla sempre di carenza di medici, e un mese fa circa in una commissione del Senato si stava discutendo sull'opportunità o meno di continuare con il numero chiuso e programmato per medicina. Una programmazione però è necessaria, ce lo spiega il professor Marcello Rattazzi, che è preside del corso di laurea di medicina. Sicuramente la programmazione è fondamentale per garantire l'erogazione di una didattica di alta qualità. Chiaramente il problema della carenza di numero di medici è un problema che viene da lontano, se noi teniamo presente che un neo iscritto a medicina impiega 11 anni per completare il suo percorso di studi, ragione per cui è inevitabile che noi che ci occupiamo di formazione siamo più interessati e motivati a cercare di garantire agli studenti che entreranno con la dinamica di programmazione appunto una formazione di alta qualità al letto del malato o negli ambienti di formazione che adesso rispondono alle più alte richieste di standard internazionali sicuramente. Questi numeri, oltre 3.000 partecipanti oggi alla prima sessione, dimostrano però che l'Università di Padova e la sua facoltà di medicina resta tra le più attrattive in Veneto. Assolutamente sì, è un corso di laurea che ha sempre avuto tantissime richieste e quindi non abbiamo problema assolutamente a coprire i posti, anzi il corso di laurea di medicina e chirurgia di Padova ha sempre fra gli iscritti alcuni dei migliori, degli studenti che hanno avuto la miglior valutazione alla prova d'ingresso, quindi siamo molto fieri e molto felici di questa ottima qualità dei nostri studenti. Una prova che dovrebbe iniziare a minuti, gli studenti sono già tutti seduti sui banchi, 60 minuti la durata del test con domande suddivise per 4 tematiche. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie davvero a Valentina Visentin, e rimaniamo a parlare della scuola, perché la scuola è alle battute finali, ma già si lavora per le supplenze del prossimo anno scolastico, solo che avrà terminato i tirocini formativi entro il 10 giugno, si vedrà aggiungere i punteggi relativi in graduatoria, secca la CGIL, così si creano disparità. Un insegnante di sostegno potrebbe perdere anche 9 punti in graduatoria, 3 i punti persi in caso di iscrizione a concorso. Nei giorni in cui si formano le graduatorie per le supplenze per il prossimo anno scolastico, emerge una nuova disparità di trattamento. Gli insegnanti che supereranno l'esame conclusivo entro il 10 giugno avranno diritto al punteggio. Quelli che invece li termineranno tra il 17 e il 24 giugno, tra questi chi li sta seguendo all'Università di Padova, no. Io che ho fatto il 10 l'esame, ho passato il TFA, posso aggiungere il punteggio, chi lo fa l'11 già è fuori dal punteggio, quindi con effettivamente una cosa che si porta contro il docente che non avrà possibilità di lavoro, perché 9 punti sono tantissimi. Se
L'abilitazione per tutti avverrà a giugno sulla base di una decisione del Ministero dell'Istruzione e di quello dell'Università e della Ricerca. I punti assegnati saranno diversi. Per questo i sindacati chiedono che al più presto si intervenga con la creazione di una riserva che permetta agli insegnanti che supereranno l'esame conclusivo di iscriversi a prova superata. Sottolineiamo che in ambito nazionale dovrebbero muoversi quantomeno tutti con le stesse date e dare la possibilità a tutti. Il presidente ANCI Veneto Conte ha preso parte ieri in prefettura a Treviso al primo incontro in videoconferenza con la Premier Meloni, il ministro dell'Interno Piantedosi, il ministro per il PNRR Fitto, per la costituzione della cabina di coordinamento a livello nazionale e locale sul tema del PNRR. Sentiamo che cosa era emerso. Continuiamo a ribadire la nostra totale disponibilità a sostenere e a collaborare con questo governo, dall'altra però chiediamo di non essere ancora una volta penalizzati con dei tagli che potenzialmente metterebbero in difficoltà le nostre comunità. Così il presidente ANCI Veneto al termine dell'incontro per la costituzione delle cabine di coordinamento territoriali per il PNRR. A nome dei sindaci veneti, Conte ha ribadito l'impegno a mantenere gli obblighi presi con il governo ed Europa. Continuiamo a lavorare per portare a casa questo risultato fondamentale per lo sviluppo dei nostri territori, ha spiegato il sindaco di Treviso, che al governo ha avanzato una richiesta ben precisa. Chiediamo al governo che ci vengano garantite le risorse e garantiti anche gli strumenti per poter applicare e far atterrare queste risorse. Parallelamente a questo impegno però ANCI ha manifestato le proprie preoccupazioni per la spending review, che vedrebbe ancora una volta penalizzati i comuni virtuosi e tra questi quelli veneti. In questi mesi si sono dimostrati responsabili, attenti e puntuali nei confronti di una programmazione che è quella del PNRR, che paradossalmente oggi rischia di vederci penalizzati, perché se passa la linea che chi più ha preso più gli verrà tolto, allora io credo che questo Paese sta veramente andando al contrario. Intanto i comuni dovranno fare i conti anche con le minori entrate derivanti dalle multe per eccesso di velocità rilevato dagli autovelox, dopo la stretta inserita nel decreto del Ministero delle Infrastrutture che dal 28 maggio sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Non si potranno mettere più autovelox nello stesso tratto, non si potranno applicare questi repentini riduzioni di velocità, il tutto per garantire da una parte la sicurezza stradale, dall'altra evitare il famoso fenomeno del fare cassa attraverso gli autovelox, un fenomeno che qui in Veneto non è stato utilizzato dai sindaci. Limitata l'autonomia dei sindaci, che dovranno chiedere l'autorizzazione ad installare gli autovelox al prefetto. Per evitare le cosiddette multe in serie, tra un dispositivo e l'altro dovranno intercorrere distanze minime diverse in base al tipo di strada, e ancora in città stop agli autovelox sotto i 50 km/h. Le nuove regole, ha spiegato il ministro Salvini, sono essenziali per garantire che gli autovelox siano utilizzati dove effettivamente serve e non come ulteriore tassa. Non si utilizzano gli autovelox per far cassa, però era anche giusto mettere nero su bianco delle regole di buon senso. Ed ora andiamo a Padova e trattiamo un argomento che sta sollevando non poche polemiche. I 2 giorni di sole regalati da questo mese di maggio hanno portato tantissimi padovani turisti in Prato della Valle. Peccato che nelle acque della canaletta galleggiano rifiuti e persino maleodoranti animali morti. La canaletta di Prato della Valle trasformata purtroppo in un ricettacolo di immondizia di vario genere. Le immagini parlano da sole, questo è davvero un brutto biglietto da visita per uno dei luoghi più belli e apprezzato e amato dai turisti della città. It's no nice, questo non è bello. È plastico il commento di alcuni tra i numerosi turisti stranieri ammirati da Prato della Valle, che nello sporgersi dal ponticello sulla canaletta lato nord non hanno potuto evitare di vedere le immagini riprese dalle nostre telecamere. Bottiglie di vetro, un cartone di birra, bottiglie di plastica, lattine, un guanto del supermercato e persino, davvero maleodoranti, un pesce e un topo morto. Ai turisti stranieri si aggiungono quelli italiani. È un po'
un peccato perché è davvero una bellissima zona, è la prima volta che vengo come turista e sì, è un peccato vedere le bottiglie che galleggiano nell'acqua. Da dove arriva? Da Piacenza. La pensano allo stesso modo i cittadini padovani che approfittano del nostro microfono per una lezione di educazione civica tutta da ascoltare. Ci sono tutte queste manifestazioni contro l'ambiente a cui io non ho mai partecipato, perché l'esempio perfetto che mi viene in mente è: ok, facciamo questo casino, tutte le manifestazioni, però passi il giorno dopo e per strada ci sono tutti i bicchieri di plastica per terra. Quindi al posto di alzare la voce, prendete le mani, prendete la cosa, esiste la raccolta differenziata e non ci vuole tanto, basta prendere le mani, guardare, leggere, un secondo. La fretta non cammina, quindi fate con calma. Dalla nostra redazione la segnalazione al comune è già partita, non sono acque ferme quelle della canaletta, ma alimentate dal canale Licorno. Speriamo che al più presto le acque su cui riflettono le immagini 78 padovani illustri tornino pulite. Rimaniamo nel Padovano a circa un mese dalla chiusura di un avvallamento improvviso formatosi sulla sede stradale, riaperta completamente la strada provinciale 47 Valsugana nel tratto al confine tra Cittadella e San Giorgio in Bosco. La preoccupazione era alta. Pericoloso l'avvallamento causato lungo la Valsugana, strada provinciale in questo tratto, apertosi davanti a Villa Bolzonella nel comune di Cittadella, ma ai confini con San Giorgio in Bosco. Il terreno aveva ceduto a circa 3 metri di profondità in una zona di falda. Necessario un intervento immediato da parte della provincia con la creazione di un senso unico alternato regolato da un semaforo e il divieto di passaggio ai mezzi pesanti. Da oggi la strada è riaperta. Qui la provincia ha investito 150.000 euro per il rifacimento di questo pezzo che aveva avuto un avvallamento importante. È stato un cantiere in tempi record, 38 giorni, ed è importante che sia stato fatto questo intervento per sbloccare soprattutto la problematica del traffico pesante che attraversa questa strada qui. Ci scusiamo per il disagio avvenuto in questi giorni, però l'intervento era necessario. Chiuso il cantiere, sul piatto resta la richiesta degli amministratori locali che auspicano che la strada torni ad essere di competenza di ANAS e che al più presto si provveda a studiare e realizzare un'arteria più adatta alla mole di traffico della Valsugana, che in questo tratto attraversa uno dei distretti industriali più importanti della regione. Ci fermiamo ancora per qualche istante di pubblicità, poi ancora servizi e notizie. Siamo tornati nuovamente in studio. Io vedo sullo schermo immediatamente il nostro Federico Fusetti da San Luca di Marostica, perché situazione critica ovviamente per il maltempo, le frane minacciano alcune abitazioni e il tempo di certo non sta migliorando. Federico, la linea a te. Sì, grazie Daniela, buongiorno a voi, buongiorno ai telespettatori. Hai detto bene, siamo a San Luca di Marostica, quindi siamo sopra l'abitato di Marostica e sopra la frazione di Crosara, che è quella, diciamo, che è un po' il fulcro in questo momento delle frane che sono sotto osservazione. Qui siamo circa a 500 metri di altitudine, dietro di me vedete insomma, i boschi dove queste frane appunto insistono e che creano preoccupazione. Abbiamo girato delle immagini con Alberto Pivetta e è stato difficile anche mandarvele, insomma, proprio da un punto di vista tecnico qui siamo in una situazione un po' precaria, però insomma cerchiamo di aggiornarvi. Allora ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi di questa zona, adesso l'aspetto importante è monitorare queste 5 frane che preoccupano la zona di San Luca dove siamo, ma pensate che nel territorio di Marostica ce ne sono altre 43, quindi è un numero altissimo di frane e ci sono 20 persone che rischiano di essere evacuate. Il sindaco ieri sera ha riunito queste famiglie, queste persone e appunto hanno deciso insieme come muoversi nel caso in cui il tempo peggiori. Come vedete purtroppo il cielo non promette nulla di buono, potrebbero esserci altre piogge. Se ci fossero altre piogge o altre bombe d'acqua, che è quello che preoccupa di più il sindaco, i tecnici di Veneto Agricoltura e i funzionari del comune e naturalmente la protezione civile, è appunto tanta pioggia in poco tempo. Allora le frane potrebbero ricominciare a muoversi. Lo
lo scopo finale qual è? Riuscire a garantire che i corsi d'acqua riprendano a fluire regolarmente, quindi pulire dalle frane questi corsi d'acqua. E poi già da venerdì scorso sono al lavoro per i tecnici per tagliare gli alberi che bloccano l'acqua, e nei prossimi giorni lo scopo, dicevo, è quello di entrare in queste zone con gli escavatori, ma escavatori grandi, ci dicevano, non piccoli, quindi macchine molto grandi che possano risolvere la situazione definitivamente, quindi non tamponare. Quindi saranno impiegati anche molti fondi, molti soldi serviranno, i lavori andranno avanti a lungo. Intanto, per l'emergenza, l'ultima cosa che vi dico, è stato individuato una struttura in cemento armato a San Luca, quindi un edificio in cemento armato, che significa che dà garanzie in caso di piogge forti e di altre frane che si muovano, e in questa struttura potrebbero essere ospitate le persone sfollate. Attualmente, insomma, sono delle stanze con sedie, brandine, generi di prima necessità, che ovviamente potrebbero essere poi attrezzate ulteriormente per ospitare, speriamo di no, ovviamente le persone. Ecco, abbiamo, dicevo, già detto, già raccontato, però ecco, la situazione di oggi è questa. Il sindaco e i tecnici stanno facendo la spola velocemente tra una frana e l'altra per misurarla, per verificare, insomma, tanto lavoro. C'è un piccolo centro, un presidio a San Luca in centro, anche qui probabilmente l'avete già visto con le immagini di Alberto Pivetta, un piccolo centro con una tenda, dei punti luce eccetera, mentre il COC, che ormai conosciamo purtroppo tutti, che è quel centro operativo che rimane sempre aperto 24 su 24, è a Marostica, quindi è giù in pianura, e ci siamo stati anche ieri, insomma, se ci avete seguito l'avete visto. Ecco, direi che questa è la situazione che si respira, che si vive qui a San Luca di Marostica, ripeto, circa 500 metri di altezza. Io, Alberto Pivetta, Daniela, ti restituiamo la linea. Grazie davvero a Federico Fusetti, speriamo davvero che non debbano essere evacuate queste famiglie, speriamo che il tempo migliori, anche se l'abbiamo visto dal cielo, l'abbiamo visto anche dalle previsioni, non promette bene, speriamo però che cambi nelle prossime ore. Parliamo ora invece di un altro argomento importante, perché è un evento benefico che si svolgerà fra pochissimi giorni e lo facciamo insieme, non sarebbe neanche bisogno, non c'è bisogno di presentazione, ma Francesco Benazzi, direttore dell'ULSS2, grazie, buongiorno per essere qui, e insomma il tenore Francesco Grollo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Poi dovremmo aver collegato con noi Andrea Rizzo, l'avevo visto prima, aspettiamo che si colleghi con noi. Buongiorno, eccolo qui, lo vediamo, presidente dell'associazione Per Mio Figlio. Partiamo da questo evento, dottor Benazzi, un evento importante perché i fondi andranno proprio per la pediatria. Sì, io ringrazio anche di questa opportunità che ci date, perché dobbiamo veramente partecipare in tanti. Lo dobbiamo fare per due motivi sostanziali. La prima, perché dobbiamo ringraziare l'umanità, l'amore che i nostri collaboratori della pediatria, medici, infermieri, OSS, ogni giorno fanno veramente umanizzazione per i bambini, per le loro famiglie. Credetemi, quando un bambino è in ospedale noi dobbiamo dargli il massimo del comfort, il bambino deve sentirsi come a casa propria, i nostri operatori fanno in modo che questo avvenga, e questo avviene anche grazie al sostegno dell'Associazione Per Mio Figlio, perché la zona giochi, il parco, la possibilità dei clown, la possibilità di avere una serie di attività che portano la scuola all'interno dell'ospedale, che portano ovviamente a fare in modo che il bambino si senta a casa propria. Tenga conto che noi ricoveriamo, nel 2023 abbiamo ricoverato 1243 bambini, e già in questi 4 mesi siamo intorno ai 500, quindi le patologie soprattutto respiratorie stanno aumentando, e devo dire che il lavoro che fanno i nostri è veramente un lavoro di accoglienza e di amore, perché il bambino si sente sempre più a casa propria. Ecco, questo è lo spirito, e la raccolta di fondi è ovviamente per poter dare questa possibilità in termini di attrezzature, in termini di anche agevolazioni dal punto di vista dello star bene, la stanza dei sogni, ma dove appunto il bambino può fare la terapia dovuta, che è una terapia importante, però in un'area, una zona ovviamente ridente, dove c'è una televisione, c'è la possibilità di stare con i genitori, cioè dare questo comfort che aiuta.
e appunto grazie all'Associazione per mio figlio, e ringrazio il tenore Grollo e tutta l'orchestra che si sono prestati a questo bellissimo evento benefico. Evento che si svolgerà in una discoteca che verrà trasformata per quell'evento proprio in un teatro. Sì, abbiamo voluto assieme alla direzione generale, appunto con il dottor Bennazzi, ma anche con la discoteca Odissea, la direzione, trasformare la discoteca Odissea in una sala concerti. Per una sera vedremo la situazione che abbiamo a teatro di fatto. Infatti, per poter dare la possibilità anche alla provincia di partecipare a un evento così importante, abbiamo messo in piedi una compagine musicale di quasi più di 100 musicisti in palco, come a teatro. Perciò forse il messaggio che la musica, forse la più nobile tra tutte le arti, sa dare e sa comunicare, anche per trasmettere questo messaggio di solidarietà, di importanza nel sostenere queste nostre strutture come la pediatria, che sono importantissime per tutti. Non solo, ma poi d'accordo sempre con la direzione generale abbiamo voluto abbracciare anche il progetto Musica per il Sociale, per includere e fare in modo che anche le persone con disabilità abbiano la possibilità di assistere a questi eventi importanti. Perciò abbiamo messo tanta carne al fuoco, tanta musica e soprattutto una parte anche solistica che io vi vorrei adesso accennare. Abbiamo il giovanissimo Vikram Francesco Sedona, che è un giovane talento e una giovane promessa del violino già affermata. Abbiamo poi il pianista Antonio Camponogara, ma naturalmente l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, che è il caposaldo di questa iniziativa, il Coro Filarmonico Veneto, Coro Accademia Tetracordo, diretti dal maestro Massimo Raccanelli. Naturalmente in tutto questo percorso musicale vogliamo che ci sia un abbraccio verso il pubblico, vogliamo che questo percorso musicale sia una sorta di coralità, perciò alla fine del programma avremo anche una sorpresa e ci sarà un coro con il pubblico. E noi poi chiederemo un'anticipazione di questa sorpresa. Prima di parlare del progetto, lo chiederemo poi al presidente dell'associazione per mio figlio. Una frase che lei aveva detto proprio qualche giorno fa era la musica abbraccia i bambini. Certo, la musica, l'arte abbraccia i bambini e soprattutto rende l'ambiente un ambiente di vita confortevole, cioè il fatto di ascoltare musica vuol dire immergersi nella bellezza, immergersi evitando di pensare ai problemi del proprio fisico e il dolore e una serie di cose. Quindi io credo che sia importante perché la musica apre il cuore e quindi apre il cuore anche di coloro che lavorano sostanzialmente e soprattutto, come diceva giustamente il tenore Grollo, il maestro Grollo, un abbraccio anche al mondo della disabilità, proprio perché apriamo i nostri CEUD, i centri diurni, proprio perché anche i ragazzi, le persone possono ascoltare la musica, perché la musica veramente nobilita l'uomo e nobilita l'animo. Quindi insomma chi vuole venire ha una duplice faccia. Il vedere, il poter sentire questo concerto davvero unico e bello, ma soprattutto fare un'opera di bene, che questo è importante. Io volevo chiedere ad Andrea Rizzo, eccolo qui, 2 progetti, uno ormai quasi in cantiere, La Stanza dei Sogni, e quello invece che volete realizzare voi con questo evento. Certo. Intanto mi permetta anche io di ringraziare tutti coloro che operano nella pediatria e che aiutano i nostri bambini per un passaggio in quel reparto più veloce possibile, si spera, e più indolore possibile, quindi medici, infermieri, tutto il personale dell'USL e tutti quelli che non solo lavorano in pediatria. E un grande grazie a tutti i donatori, perché noi come associazione siamo un ponte tra la generosità dei trevigiani e le necessità di quelle che possono essere richieste della pediatria di Treviso, ma non solo dell'ospedale di Treviso, perché poi le donazioni possono ricadere a pioggia anche su altre pediatrie della provincia. Il progetto che sta per essere terminato quest'anno è appunto, come anticipava il direttore, La Stanza dei Sogni, questa stanza dove verrà trattato il dolore del bambino in maniera specifica, con personale specifico, con attrezzature specifiche. Vi ricordo solo che i bambini oggi vengono trattati per certi tipi di dolore direttamente in sala operatoria, dove il bambino non può entrare, in una zona molto asettica e abbastanza tetra da questo punto di vista, che può spaventare ovviamente i bambini, oltre per il male che hanno, anche per l'accoglienza che purtroppo deve essere realizzata lì.
con la stanza dei sogni possiamo realizzare qualcosa a portata di bambino, con le musiche, con i colori, con i genitori che possono entrare, e quindi sarà un progetto assolutamente di altissima umanizzazione, e grazie al personale della pediatria di Treviso, e in particolare al dottor Martellossi, primario, che sta coordinando tutto. E l'altro progetto che invece parte quest'anno, per cui stiamo raccogliendo i fondi, perché la stanza dei sogni per fortuna la copertura è già stata realizzata, è l'endoscopia pediatrica, una stanza anche qui dove il bambino che deve fare degli esami endoscopici venga accolto, l'esame effettuato in un ambiente dove il personale è formato, dove tutta la sala è a misura di bambino, anche lì con colori, tecnologie, immagini e suoni dedicati alla sua psicologia, al suo essere giovane, per essere meno traumatico possibile e più, diciamo, più gioco possibile, affinché questa cosa venga ricordata non male, ma il più possibile bene, ovviamente, per quello che può essere, perché un esame non è mai una cosa bellissima, però cerchiamo di trasformare il dolore o questa sensazione di dolore in qualcosa di accettabile, di familiare, ecco, di un'ambientazione più vicina alla scuola e alla famiglia. Dottor Benazzi, l'impatto psicologico per questi bimbi che vengono ricoverati in pediatria con questo tipo di stanze, di strutture, è un impatto diverso? Sì, indubbiamente è diverso, ma è importante che in queste strutture che hanno giochi, colori, la famiglia possa avere un ruolo determinante, perché il bambino si sente a suo agio, deve sentirsi a casa e si sente in famiglia solo se ci sono i genitori. Quindi riuscire a creare degli ambienti e degli spazi in modo tale che i genitori possano stare col bambino più ore possibili, in modo tale da evitargli quel trauma del distacco tra famiglia e ospedale. E poi, continuo a dire, ringrazio l'associazione che sono anni che sta lavorando insieme all'ULS numero 9 prima, 2 oggi. Perché? Perché grazie a questo è stato creato il giardino, sono state create situazioni importanti, la scuola all'interno dell'ospedale, la possibilità di portare i clown, il gioco in corsia, quindi tutte quelle situazioni che alla fine portano a dire che il bambino non sente il peso dell'ospedale, ecco, non sente il peso del ricovero ospedaliero. Iniziative che, lo dobbiamo dire, strappano un sorriso a questi bambini. Assolutamente sì, io ricordo le cose, a parte la pep therapy, la possibilità di portare animali all'interno dell'ospedale, quindi in corsia, la possibilità, mi ricordo qualche anno fa abbiamo fatto addirittura il campione di motociclismo, lo abbiamo portato all'interno della corsia e lo abbiamo fatto correre in moto dentro con i ragazzini, quindi credo poi abbiamo avuto da poco gli acrobati che sono venuti, ecco, io credo che queste cose possono lenire sostanzialmente la sofferenza, però una cosa è certa, che il resto lo fa il personale, posso garantire che l'umanità che ha questo personale, che consideri i bambini come i propri figli, è grandiosa e questo fa la differenza. Parliamo di questo evento, intanto diciamo quando ci sarà e dove si potrà acquistare il biglietto. Beh, mi faccio da portavoce a questa iniziativa dicendo che sarà giovedì sera, dopodomani alle 20:45 all'Odissea di Spresiano. In questo volevo aggiungere che anche il comune di Spresiano, l'amministrazione comunale, ci ha dato grande supporto patrocinando l'evento ma soprattutto partecipando. È stato un gioco di squadra a mettere in piedi questo evento importante. Naturalmente i biglietti si possono acquistare online, c'è un collegamento, oppure direttamente all'Odissea. Diciamo che gli orari partono già da giorni precedenti, ma il martedì fino al venerdì, naturalmente era già precedente, ma da oggi pomeriggio fino alla serata li potete acquistare direttamente. Una cosa che volevo sottolineare, che d'accordo naturalmente con tutta la squadra, tutto il ricavato dei biglietti andrà a favore dell'associazione per mio figlio, perché sappiamo che il biglietto, comunque un biglietto si ha, è un documento fiscale, ma soprattutto chi vorrà ulteriormente donare sarà trasmesso l'IBAN e chi vorrà fare delle donazioni, mi corregga se sbaglio direttore, ma darà direttamente con l'IBAN all'associazione. All'associazione che poi a sua volta fa quello che diceva il dottor Rizzo, il discorso dell'endoscopia digestiva a misura di minore, di ragazzo. Ecco, Presidente, come risponde la cittadinanza di fronte, perché di solito insomma lo sappiamo, i veneti, i trevigiani rispondono in maniera massiccia di fronte a questi eventi benefici? Un grande cuore, io dico sempre,
un grande cuore. Noi quando andiamo a chiedere non solo eventualmente la partecipazione all'evento come quella di dopodomani, il 30, è una cosa bellissima e spero ci sia tantissima gente, ne sono sicuro, ma anche dal punto di vista quando ci serve uno sponsor tecnico, ci serve un consiglio, ci serve qualsiasi cosa, la cittadinanza, noi chiediamo qualcosina e ci danno il doppio di quello che chiediamo. Quindi c'è una grande disponibilità, un grande cuore, una grande capacità e voglia di donare, e questo non è scontato perché c'è proprio questa sensazione che il dono dà felicità, che il dono dà valore ha un valore più importante, specialmente se riguarda poi in maniera particolare i bambini. Questo devo dire, la capacità dei trevigiani è straordinaria. Io credo anche non solo dei trevigiani, perché abbiamo una nazione bellissima e Treviso è una perla in quest'Italia stupenda. Io devo testimoniare che Treviso in particolare è favolosa da questo punto di vista. Ecco, proprio 2 parole vogliamo ricordare perché il nome di questa associazione Per Mio Figlio. L'associazione Per Mio Figlio nasce oltre 25 anni fa con l'obiettivo appunto di riuscire più possibile ad umanizzare la permanenza dei bambini che sono all'interno delle pediatrie, in particolare quella di Treviso. Perché? Perché da un'esperienza che era nata a suo tempo anche a Padova, il Cavalier Lazzari, che è uno dei fondatori insieme a tanti nomi illustri dell'associazione, ha detto portiamolo anche a Treviso. Parlò con il professor Saiga, che tra l'altro è membro del nostro direttivo ancora ed è un super attivo, diciamo, consigliere. Dicono ok, portiamo a Treviso queste iniziative in modo tale che il privato possa affiancare il pubblico nello sviluppo di determinate tematiche dove magari il pubblico non ha un focus prevalente principale, perché il pubblico non può fare 100% e 101%, ha già tanti problemi da gestire. I privati quindi possono affiancare il pubblico in qualcosa di più legato a delle dinamiche che sono collaterali alla cura specifica di quello che in questo caso sono i bambini. E uno dei primi appunto passi che sono stati fatti è stato appunto l'OSI di pediatria, dove c'è una zona che ricalca un po' quello che è un'aula scolastica, una sala dove si può giocare ed un giardino esterno dove sia i bambini che le famiglie possono godere di questo spazio per uscire dalle stanze della pediatria e ritrovare un po' di, tra virgolette, normalità. Una cosa molto importante, che tra l'altro uno dei più grossi ospedali per il trattamento dei bambini, che è il Meyer di Firenze, ha fatto molto più recentemente. Noi l'abbiamo fatto oltre 20 anni fa, quindi abbiamo una buona primizia qui a Treviso. Volevo aggiungere semplicemente alla situazione poi musicale e teatrale che abbiamo fatto in modo, insisto su questo segmento, abbiamo fatto in modo che ci siano tutti i posti numerati come a teatro, in modo tale che ogni persona abbia il suo posto assegnato. Questo ci permette di gestire l'evento in un modo molto più chiaro e forse probabilmente più agevole per tutti, ma soprattutto abbiamo la possibilità di avere più di 800 posti a sedere, perciò le persone non si devono preoccupare, il posto ci sarà sicuramente. Un'altra cosa che volevo sottolineare è il gran finale, dove io vorrei lasciare questa sorpresa, dove ci sarà una coralità totale con il pubblico, e questo lo vogliamo lasciare. Una piccola anticipazione. Non si può dire. Io non lo posso dire. Coinvolgerò il pubblico in un gran finale. Tra l'altro avremo tutti i protagonisti sul palco del concerto, perciò forse per quei 5-10 minuti avremo un palcoscenico enorme di cui fa parte anche il pubblico, farà parte anche il pubblico. E vogliamo ricordarlo un'altra volta, quando ci sarà questo concerto, perché così le persone che vogliono venire lo possono fare. Dopodomani, giovedì 30 maggio, ore 20:45. L'ingresso, diciamo, è già libero dalle 19:45, perciò chi vorrà acquistare anche il biglietto d'ingresso sa che dalle 19:45 è possibile accedere. Ecco, biglietti che si possono acquistare anche in loco, quindi assolutamente, venendo lì e insomma, come in teatro, insomma, è un'altra cosa, non è una discoteca, anche se lo è, ma viene trasformata per questa giornata. Una domanda, com'è venuta in mente l'idea di farlo in una discoteca? Allora, parlando con il direttore e con tutta la squadra, abbiamo pensato che portare l'evento anche in provincia, far conoscere anche in provincia cos'è l'associazione Per Mio Figlio, ma soprattutto far conoscere anche che cos'è la compagine musicale che
che si vede in teatro, cioè coro e orchestra come a teatro. E l'ambiente, qui ci ha dato una mano molto la direzione anche dell'Odissea, l'ambiente dell'Odissea ci ha aiutato molto per creare una situazione teatrale vera e propria. Infatti lo spettacolo, devo dire che io l'ho già visto, è molto bello perché è una situazione dove è di una sala concerti. Noi stiamo vedendo adesso le immagini dove potete entrare nel link. Ecco, questo è naturalmente il cartellone che abbiamo fatto insieme e questa è la situazione per mio figlio. Sì. Ma si trasforma effettivamente in una sala concerti a tutti gli effetti e devo dire che anche la nostra squadra artistica e musicale sta lavorando su questo in modo tale che sia anche un percorso musicale accompagnato da una piccola narrazione. Qui avremo il nostro Claudio De Stefani che ci segue da tempo, che ci racconterà in breve anche quello che andremo ad eseguire. Prevediamo che il concerto abbia una durata al massimo di 1 ora e mezza, 1 ora e 45, perciò non vogliamo fare un sequestro di persona, anzi vogliamo che le persone possano godere di questo evento musicale senza fare tardi, perché sappiamo che è anche giovedì sera. Vogliamo ricordare l'importanza di questi eventi, l'importanza di queste associazioni che collaborano con l'US, perché sono questi progetti probabilmente non si riuscirebbe a portarli a termine. Guardi, io oltre che all'associazione per mio figlio devo ringraziare dalla LILT all'AIDO, alle associazioni ovviamente che fanno cose meritorie all'interno dell'ospedale. Voglio dire, l'AVO, l'Associazione Volontari Ospedalieri, è un pilastro fondamentale per seguire tutte le persone che sono da sole in ospedale e che quindi i nostri operatori magari non hanno il tempo fisico per poter imboccare da mangiare o leggere un libro per fare compagnia a queste persone, e l'Associazione Volontari Ospedalieri è un punto di forza, sono tutti volontari che danno il loro tempo per gli altri, quindi il mondo dell'ospedale è un mondo importante perché voglio dire intorno girano tante associazioni, tante persone che gratuitamente donano il loro tempo e danno amore. L'ospedale ha bisogno di questo perché effettivamente dobbiamo fare tante cose, ci sono delle cose poi che l'azienda ULSS proprio non potrebbe acquistare, tipo giocattoli, tipo queste cose e libri eccetera, e queste cose lo fanno i volontari, le fanno le associazioni, quindi un grazie infinito a loro perché è veramente un grande dono d'amore. Questa è una delle iniziative, ma non sarà sicuramente l'ultima, ce ne saranno altre perché c'è davvero bisogno di solidarietà. Assolutamente, io credo che poi, ripeto, attraverso la musica si riesca ad arrivare al punto in maniera molto veloce. Noi vogliamo coinvolgere le persone e farle sentire parte di questo progetto. Attraverso la musica, come diceva il direttore, un abbraccio per tutti. Tra l'altro posso svelare una piccola sorpresa che ce la darà probabilmente anche il nostro direttore dei cori, che è Maria Grazia Marcon. Nel finale avremo questa sorpresa. Posso svelare soltanto questo. Quindi insomma è da andare a questo concerto, per tante motivazioni, c'è anche una sorpresa di cui non riusciamo assolutamente ad avere un'anticipazione, ma naturalmente è un brano famosissimo che tutti conoscono, perciò vorremmo coinvolgere un po' tutti, ma non ci sarà solo questo di famosissimo. Non vogliamo parlare dei prezzi dei biglietti, però diciamo che sono perché magari qualcuno dice ma magari devo spendere, no. Abbiamo deciso tutti insieme di contenere il prezzo del biglietto a un prezzo diciamo popolare, a portata di tutti. 25 e 20 euro, non abbiamo voluto, anzi l'importanza è non solo la raccolta fondi, ma trasmettere questo messaggio e comunicare l'importanza di questo progetto e di questa iniziativa, fermo restando, come ripeto, che poi le persone che vorranno, e abbiamo sempre visto la generosità dei trevigiani, potranno donare direttamente all'associazione tramite l'IBAN. Però dobbiamo dirlo, presente a questa serata, oltre ovviamente al direttore, ci sarà anche... Ci sarò anch'io purtroppo per voi, ci sarò anch'io. Ci sarà anche il tenore che, voglio dire... Darò voce a questa iniziativa assieme ai colleghi e a tutti gli altri musicisti. Naturalmente per noi è un sentimento grande che abbiamo, io lo sento fortemente questa iniziativa e spero veramente che il Signore ci aiuti perché riesca al massimo, soprattutto per riuscire a emozionare le persone
a far arrivare a tutti questo messaggio importante. Noi siamo arrivati al termine, ringrazio davvero Francesco Venazzi per essere stato con noi, ringrazio Francesco Grollo, ovviamente li vedrete tutti quanti per giovedì sera, ringrazio il Presidente dell'Associazione, eccolo qui, la ringrazio davvero perché sono iniziative importantissime e quindi la ringraziamo davvero a nome davvero di tutti. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, l'appello è di andare e di prendere questi biglietti, l'avete visto, potete prenderli anche in loco giovedì sera a partire dalle 19:45. Perfetto. Fermo restando che da oggi pomeriggio, domani pomeriggio, ci sarà dalle 15:30 alle 18 la possibilità di andarli già ad acquistare. Perfetto, vi ringrazio davvero, grazie per essere stato con noi. Siamo arrivati davvero al termine, vi ricordo il meteo, poi ci sarà il documentario I grandi architetti di Campazzo e poi il film. A me non rimane che salutarvi, grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci.